Amici di The Music, buon pomeriggio, noi siamo sempre a far festa, oggi siamo con due amici, con Paolo, esattamente, e Noemi. Ciao. Ecco qua, siamo con loro per farvi vedere cosa abbiamo fatto questa settimana. Siamo andati a vedere un po' i locali come al solito, siamo andati a trovare degli amici che hanno organizzato un evento in piscina, quindi gli amici del Frizzante. Ti piace l'evento in piscina? Beh, ovvio, è bellissimo, poi fa un caldo alla Madonna, per cui ci vuole. Sì. Sono 30 gradi, Noemi cosa dici delle feste in piscina? Dico che bisogna mettersi tutti in costume e festeggiare Anche sempre. senza. Anche senza, ovviamente. Hai partecipato già a eventi in piscina? Sì, però bisogna sempre scoprire cose nuove. Quindi, amici di The Music, cosa facciamo? Andiamo a vederci subito a Frizzante, questo evento che è stato fatto in provincia di Padova con l'amico Alessandro. Andiamo a vedere le immagini. Amici di The Music, questa notte non siamo in vacanza ma siamo al Frizzante. Ciao! Ciao, benvenuti. Benvenuti a voi, sei? Io sono Isabella. Isabella e il nostro Alessandro, che già ci conosciamo. Sì, per ci siamo visti trascorsi al con bimbo, interviste. Esatto. Allora, Frizzante, cos'è? Frizzante è un nuovo mood di serata che presentiamo al mercoledì in questa location, che è una location già molto famosa a Padova. Questa serata prevede un aperitivo lungo, parte dalle 8 e finisce alle 2 di mattina. L'aperitivo ha anche una parte di food, dove abbiamo tutto a base di pesce. E è un aperitivo alternativo perché richiama comunque un'atmosfera molto caraibica e abbiamo questa piscina stupenda, come potete vedere, dove serviremo anche dei cocktail e che è utilizzabile da tutta la clientela che Bellissimo, viene qui. quindi io posso venire qui e andare a fare il bagno, no? Certamente, sì, senza alcun dubbio, anzi a fine serata bisogna inaugurare la piscina e magari bere un cocktail direttamente dalla piscina, visto che il bar lo concilia. È bellissimo perché in tanti locali appunto non ti permettono di fare il bagno, non tutti, quindi è un valore aggiunto in più questo. Sì, abbiamo deciso appunto di rendere anche questa opportunità per i nostri clienti, per far avere una cosa nuova alla nostra clientela che di solito è abituata invece a stare solo a bordo piscina, invece così può anche usufruirne. Benissimo, abbiamo visto il tuo abito elegantissimo. Come ci si veste al Frizzante? Allora, il Frizzante è un'alternativa anche sul look, comunque ognuno può mettere quello che vuole, comunque quando arriva ha la possibilità di truccarsi, pettinarsi, di cambiare, di arrivare e cambiarsi direttamente qui. Anche perché ho visto che ci sono degli acconciatori, no? Esattamente, abbiamo degli acconciatori, dei truccatori, abbiamo anche degli estetisti che fanno dei massaggi, abbiamo un insieme di servizi gratuiti per il cliente.
cliente. Bellissimo, quindi appunto uno finisce di lavorare, viene qui direttamente, fa il bagno, si pettina. Anch'io mi pettinerò questa sera. Sì, e in più può prendere anche da bere direttamente dentro la piscina, visto che abbiamo un bar dentro la piscina. Ah, vabbè, dopo andremo a vederlo anche. Certamente. Quindi, l'appuntamento al Frizzante com'è? Il prossimo appuntamento è il secondo mercoledì di luglio e ci troveremo qui dalle 8 alle 2. Il buffet è sempre offerto da noi a base di pesce e frutta e vi aspettiamo, è free entry, quindi sarete ben accolti. Che dire, estate frizzante qui in provincia di Padova con i nostri amici. Frizzanti. Super frizzante. Frizzanti, In The Music, frizzante a tutti, ciao, ciao, grazie, che bello, andiamo a fare un giro, dai. In The Music, eccoci qua, un'altra serata, siamo in un'altra location ancora, sempre a pochi passi fuori dal centro di Mestre in provincia di Venezia. C'è un altro bel locale dove fa all'incirca 5.000 persone ogni settimana, una data sola fa 5.000 persone, un locale molto bello. Abbiamo trovato Riccardo Scalise, il fotografo dei VIP. Ciao a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Ti troviamo dappertutto, Ricky, eh? Ricky is everywhere. Esatto, sei dappertutto. Com'è andato? Cosa hai fatto? Questa sera come... Bella serata, bella gente, un sacco di persone che mi conoscono. Sì. L'atmosfera è molto bella, molto calda, il locale è molto bello. Locale estivo, molto bello, con questo caldo comunque ci vuole una location così all'aperto. Anche col caldo questo locale attira molto. Sì, ma Perché comunque è arieggiato, si sta bene, fuori dal centro. È un locale molto, molto bello, un locale estivo ma molto, molto è interessante. anche su un parco molto grande a San Giuliano, possiamo dirlo, che a Sì, Venezia. possiamo dire, Mestre lo Venezia. possiamo dire. Allora, ti conoscono tutti perché ti fermano Ricky la foto e ti aspettano anche, quindi è una Mi soddisfazione aspettano, mi perché aspettano. aspettano proprio la tua foto, no? Esatto. Quindi è una cosa molto bella trovare tanti amici in ogni posto in cui vai, no? Alcuni mi chiedono la foto assieme. Bellissima questa cosa. Progetti? Che cosa c'è? Qualcosa Progetti? in corso? Qualche serata? Io tutta l'estate sono qui nel locale estivo, diciamo. Sì? Quindi sei fisso qui? Esatto. E poi ci sposteremo nelle varie location. Ogni settimana c'è una festa a tema, quindi Quindi diciamo agli amici di The Music di seguirti su Facebook cercando Riccardo Scalise. Riccardo Scalise su Facebook, lì potete vedere dove si troverà il nostro fotografo dei VIP. Quindi Riccardo, noi ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie a te Marco, grazie ad In The Music. Grazie, buon weekend, buone foto. Amici, fatevi fotografare che è un grande. Ciao! La notte continua e girando per questo bellissimo locale abbiamo trovato due amici Mix Up Boys, sono Davide, vero? Sì. Vedi che con i nomi ancora ci azzecco E Sandro, ciao a tutti. Eccoci qua, allora Mix Up Boys li abbiamo visti in altre serate, abbiamo visto anche qualcosa nella puntata dell'Avenue mi sembra, o l'Afterlife, qualche evento che avete girato sempre qui in provincia di Venezia. Allora, questa sera siete qui così tanto per girare o per lavorare? Sì, diciamo che abbiamo un rapporto speciale con il titolare perché la scorsa stagione l'abbiamo passata qua come resident, Sì, a fianco a Giuliano Veronese. sì. È un locale abbastanza buono e il progetto comunque ho sentito che a luglio riprende Sì. e saremo resident qua tutti i giovedì. Bene, bene. Allora, genere musicale lo chiediamo a lui, dai. Allora, in queste serate così pieno di gente suoniamo tech house, mentre eventi più grossi, discoteche, suoniamo progressive. Bene.
suonate con macchinario, visto che smanettate parecchio, siete molto bravi. Sì. Spiegatemi, io sono un po' vintage su questa cosa, io sono vinili eccetera. Spiegatemi come funziona il vostro DJ set, che gli amici in Da Music sono curiosi. Più che altro, no, niente, noi siamo contro l'utilizzo di macchinari molto più sofisticati, tipo il computer o i controller. Noi con i vinili o con i CDJ comunque ci troviamo bene. Sì. Per quella cosa di smanettare comunque è una cosa che abbiamo entrambi, ci troviamo bene perché non stiamo mai fermi, diciamo. Avete una buona sinergia, Sì, da quanto tempo? anche sincronia, diciamo. Appunto, da quanto tempo operate insieme voi? Ormai sono 5 anni, sì. Ah, madonna, quindi siete cresciuti Sì. insieme anche, oltre che come amici, penso anche a livello musicale. Certo. Avete tutti e due gli stessi gusti o magari qualche volta uno va contro l'altro? Come funziona? Allora, io sono più per la sperimentale, per artisti no sulla discoteca ma molto più mainstream, mentre lui mi consiglia più tracce verso la progressive tech house. Bene. Quindi c'è a volte qualche litigio, qualche scontro. Certo. Quindi un po' canegato, l'amicizia fa per consolidare Sì, di più ma l'amicizia tante volte ci vuole è anche bello. la baruffetta. Sì, no? sì, è esatto. bello anche questo. Bene. Allora adesso l'estate, quindi qui in questo locale? Sì, in questo locale, dopo comunque gireremo un po' di locali anche a Jesolo, sulla costa, Piazza Mazzini e basta. Bene, dai, Comunque, sempre di sì, giro, sì. giovanissimi, Di giro diciamo l'abbiamo che l'età, dai. Sì, abbiamo 20 anni, dai. Io ne ho 19, appena compiuti. Bene, quindi freschi nel mondo della notte. Sì. Quindi benvenuti. Diciamo agli amici di seguire la vostra pagina. Certo, sì, Mix Up Boys su Facebook. Quindi seguite su Facebook i Mix Up Boys Con la Z. Con la Z, perché se no non vi trovano. Amici in Da Music, andremo a vederli un po' in giro. Ti salutiamo, buona serata, grazie per questa Grazie a intervista. te. Ciao ragazzi, ciao caro, ciao. Mi raccomando, fate i bravi. Abbiamo amici il pezzo forte di questa bellissima location, Simone, il titolare. Ciao a tutti, Ciao Simone, grazie per questa intervista. grazie a voi. Allora, abbiamo visto che è sempre pieno di gente. Diciamo che facciamo 3-4 serate abbastanza forti quest'anno. Il più forte resta il giovedì. Beh, diciamo che quest'anno abbiamo aggiunto il venerdì e il sabato che non sono proprio male per niente. Da provare. Quindi, oltre al giovedì, che è la serata, qui abbiamo Giuliano Veronese sempre. Esatto. Quindi un DJ, un top. Diciamo che è la serata storica, questa Esatto, è la sì. serata storica, cioè 8 anni che la facciamo, 8 anni che la riproponiamo tutti gli anni. Bene. Allora, cosa raccontiamo? Appunto, parlaci un po' delle serate che stai seguendo. Diciamo che adesso noi, a parte diciamo una serata che da quest'anno ci dà la possibilità di fare anche discoteca, perché non abbiamo mai potuto fare veramente una cena e un dopo cena. Ah, ok. Oggi invece riusciamo a proporre una serata completa, quindi diamo tutte le sere praticamente, a parte il lunedì, diamo un servizio di ristorante e dopodiché facciamo discoteca. Il mercoledì facciamo per adesso salsa portoricana, Bello. giovedì è house con Giuliano Veronese, venerdì facciamo il soiello con ragazzi di gran varietà, quindi comunque è abbastanza commerciale, ma con un'età che va dai 25 ai 35 anni. Sabato sera è tra il commerciale e l'house un po' cattivo, quindi cerchiamo di andare avanti fino alle 4 della mattina, dopo tempo permettendo e problemi permettendo. Sì. E dopodiché la domenica dal 15 di luglio faremo anche salsa proprio cubana. Bello. Tempo comunque permettendo, perché abbiamo visto che il tempo è stato Noi abbiamo certo. siamo a metà stagione, abbiamo perso già metà stagione, per fortuna adesso è caldo, chissà che resti caldo. Bene, allora so che devi scappare a lavorare. Sarebbe meglio. Amici in Da Music, passate poco fuori dalla periferia di Mestre, del centro di Mestre, provincia di Venezia. Venite da Simone, Parco San Giuliano, sapete il locale qual è, venite a trovarlo. Va bene? Ti ringrazio Niente, tantissimo. Grazie a te, Ciao, grazie. Ciao Simone, ciao, grazie, ciao. Amici di Da Music, è l'ora del video che ci hanno inviato questa settimana, quindi scriveteci anche voi all'info@vclinetta-entertainment.com o scriveteci SMS al numero 377 9480 404 che vedrete in sovrimpressione. Questa settimana ci ha scritto un cantautore, Luca Penna, lui ci ha inviato il suo nuovo videoclip del suo nuovo singolo. Noi ci guardiamo il videoclip di Luca Penna. Grazie Luca. Dopo aver messo su famiglia e dopo essere
essermi sposato, da grande vorrei fare il pensionato, non col contratto a termine ma indeterminato. Da piccolo sognavo, sai, di fare il calciatore, ore ed ore spese a correre dietro ad un pallone. Poi verso i 16 anni ho iniziato che a suonare ed una grande rockstar volevo diventare. Ma poi finita scuola ho iniziato a lavorare e i sogni in un cassetto ho messo a riposare, fin quando anche il lavoro mi è venuto poi a mancare e mi sentivo un re col portafoglio da barbone. Da grande vorrei fare il pensionato, dopo aver messo su famiglia e dopo essermi sposato. Da grande vorrei fare il pensionato, non col contratto a termine ma indeterminato. Da grande vorrei fare il pensionato, senza più il timore di venire licenziato. Da grande vorrei fare il pensionato, ci penso ogni momento fin da quando sono nato. Mi chiedo se qualcuno c'ha la soluzione per arrivare bene un giorno alla pensione. Contributi, tasse, tutto da pagare, se alla fine un pensionato voglio diventare. Da grande vorrei fare il pensionato, dopo aver messo su famiglia e dopo essermi sposato. Da grande vorrei fare il pensionato, ci penso ogni momento fin da quando sono nato. Penso a un pensionato alla sua attuale condizione, mi chiedo riflettendo chi è che me lo fa fare. La sola alternativa è continuare a lavorare finché le nostre gambe continuano a tenere, anche se a dire il vero qualche dubbio ora mi viene, perché guardando in giro non so se mi conviene. Tutta una vita spesa a faticare a lavorare e tutto solo per avere la soddisfazione di poter dire sono un pensionato, dopo che ho messo su famiglia, dopo che mi sono sposato. Io sono felicemente pensionato, non ho il contratto a termine, sono indeterminato. Mi piacciono, io sono un pensionato e non ho più il timore di venire licenziato. Io sono felicemente pensionato, il sogno di una vita da quando sono nato. Invece sono un disoccupato che non arriva a fine mese, taci che non ho pretese, senza un lavoro sono emarginato, escluso dal sistema, deriso ed umiliato. Se penso al giorno in cui io sono nato, se mi avessero avvisato di ciò che avrei trovato, forse mi sarei un po' preparato e affronterei le cose forse in modo più ordinato. Na 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 na, in modo forse più ordinato. Da grande vorrei fare il pensionato, ci penso ogni momento fin da quando sono nato. In The Music, siamo in giro sempre con le nostre telecamere. Allora, la prima puntata avevamo messo un bel videoclip di un amico di Claudio Valente, Lei non esiste, e noi l'abbiamo trovato qui finalmente ad In The Music in persona. Claudio Valente. Ciao a tutti, ciao. E allora, finalmente, no? Finalmente ci vediamo anche di persona oltre che in video. Beh, guarda, ti dico, abbiamo visto il video l'altra volta, abbiamo detto dobbiamo averlo qui con noi. Chi è che ha ideato la canzone? Cioè, tu sei un cantautore, i nostri amici in The Music sono curiosi, vogliono sapere se sei un cantautore o se sei solo un interprete. No, la canzone l'ho scritta io, testo e musica, anche l'idea di Lei non esiste, questa storia un po' particolare con le due ragazze, che poi è una sola in realtà, che rappresenta due aspetti diversi della femminilità. È un'idea mia, che poi grazie al regista e a Ricanet, a Riccardo e a Marco Berton siamo riusciti a rendere, credo, in maniera molto sviluppare. Sì, no, infatti il video è molto bello, molto simpatico e penso che tu ti sia divertito. Vuoi svelare qualcosa del backstage? Perché abbiamo visto anche una bella figura femminile, quindi abbiamo detto chissà Claudio allora, come le... Intanto salutiamo Tatiana, che è stata simpaticissima, è stata molto brava a interpretare le fantasie maschili, no? Era tutta un'ironia. Sì. Sì, nel backstage
lei ci siamo divertiti tanto perché ovviamente utilizzando quel tipo di abbigliamento e tutto il resto, poi io facevo la parte dell'imbranato e quindi è stato ancora più divertente perché Facevi la parte. facevo la parte dell'imbranato, attenzione, mi sono calato nella parte insomma. Bravo. E quindi è stato abbastanza strano tutta questa situazione, eravamo in un posto particolare e quindi la cosa è stata molto bella. Dopo ce lo riguardiamo, Ben volentieri. Ce lo guardiamo. Progetti, stai lavorando a qualcosa? Ho quasi finito di registrare un intero album nuovo. Quando dico album, dico proprio album perché ho scritto ben 16 canzoni nuove. In quanto tempo? Ci ho messo circa 4 mesi. Beh, dai. Poi con la registrazione e tutto siamo arrivati a circa 6 mesi. La novità è che ci sono 3 pezzi in italiano e molti pezzi in inglese. Sono tornato un po' alle mie origini rock di quando scrivevo in inglese, quindi il progetto è un po' più internazionale come voglia di arrivare anche un po' da altre parti. Fuori dall'Italia. Non per mancare dall'Italia, che è il paese che amiamo ovviamente, però insomma è divertente fare anche questi. È stato un periodo creativissimo. Molto creativo devo dire. Da Lei non esiste in poi praticamente ho continuato a scrivere, perché Lei non esiste è stato il primo pezzo di una serie di canzoni che mi sono per fortuna uscite. Benissimo, allora noi aspettiamo il nuovo video, qualcos'altro, ci manderai del materiale che noi sarete i primi ad averlo sicuramente. Noi siamo curiosissimi. Allora ti lasciamo la tua serata. Certo. Claudio Valente, ci guardiamo? Lei non esiste, ci guardiamo, lei non esiste, scusa. Claudio Valente è in serata. Ciao. Una panchina, un parco, foglie morte, che bel scenario per un grande amore, nutrito e riscaldato dall'inverno, si scioglie poi come gelato al sole. Lei è di moda questa settimana, è una farfalla nuda americana, è un palloncino che ti vola di mano, lei odia il sushi e vuole il messicano, lei è la Gestapo nei tuoi sogni sporchi, è un'infermiera e la professoressa, la casalinga della porta accanto, la poliziotta che ti odia tanto, la poliziotta che ti odia tanto, la poliziotta che ti odia tanto, la poliziotta che ti odia tanto. Lei non esiste, 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 lei non esiste. Lei è una cometa di seconda mano, una granata che ti esplode in testa, lei è un tramonto viola sui tuoi scogli, è così strana che ti spezza il cuore, ti guarda fisso mentre lecca un ghiacciolo, ti giura che per lei ci sei tu solo, poi si inginocchia per servirti bene ed alleviare tutte le tue pene. Tu non ci pensi, prendi ciò che viene, continua a muoverti, ti fa impazzire, continua a muoverti, continua a muoverti, continua a muoverti ma non svenire, continua a muoverti, continua a muoverti, continua a muoverti un po'. Lei non esiste, 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 lei non esiste.
Buon pomeriggio amici e amiche di In The Music, che facciamo adesso Noemi? Ci guardiamo al prossimo video. But you are a perfect gentleman, and you play my kind of music, man. It sounds alright. Bene, allora abbiamo visto qualche novità, abbiamo visto qualche locale, abbiamo ascoltato buona musica. Fine settimana è arrivato finalmente con tanto caldo, quindi io vi auguro tanto divertimento e relax per questo fine settimana. Ci vediamo la prossima, sempre con In The Music e Marco.